prossimo anno promozione dalla Serie D alla C2, vittoria della Coppa Trinacria, un passo anche dal titolo regionale, adesso da matricola neopromossa in C2, promozione tramite playoff. Non è facile, lo sanno bene il presidente Gabriele Pazzaglia e il direttore sportivo Giorgio Buffa, che salutiamo e chiediamo subito, prima al presidente, delle emozioni a campo. Emozioni fortissime, siamo felicissimi, è un risultato che abbiamo fortemente voluto, abbiamo costruito una bellissima squadra, un bellissimo gruppo la scorsa estate, i ragazzi veramente ci hanno ripagato di ogni sforzo, di ogni sacrificio, sono stati veramente incredibili. Per un attimo... siamo campioni! Questo è uno dei pezzi pregiati del mercato di quest'estate. Veramente hanno fatto un campionato incredibile, per poco non lo vincevamo, l'abbiamo perso all'ultimo, ma ci siamo rifatti con questa bellissima vittoria di oggi e siamo felicissimi. Una squadra costruita fin dall'inizio per vincere, il direttore sportivo Giorgio Buffa lo sa molto molto bene. Quanto è stato difficile però creare questo roster così forte ed equilibrato? Allora, è stato da un certo punto di vista difficile, ma anche da un altro punto di vista facile. Facile perché abbiamo costruito a livello societario un'immagine forte, un brand forte, i giocatori che abbiamo incontrato ci hanno sempre riconosciuto di tutte le categorie, anche se abbiamo giocato in Serie D fino all'anno scorso, tutti dalla Serie B in giù ci conoscevano. Quindi per me da questo punto di vista è stato molto semplice. Il lato difficile è creare un gruppo che poi rimanga gruppo. Noi l'abbiamo fatto benissimo, penso grazie anche a tutti i dirigenti che quest'anno abbiamo messo dentro. Veramente stiamo creando un progetto a livello di squadra, a livello di società, che pensiamo possa arrivare fino in fondo, pensiamo possa arrivare in tutte le categorie a fare dei risultati positivi. Sono felicissimo. Gabriele è il mio presidente, ma anche un mio amico, un mio grande amico. Quindi vi voglio bene a tutti, sono felicissimo. Momento limone questo. No, ieri non mi voleva nemmeno mia madre. Passiamo al presidente perché devo chiedere, ma 4 anni fa avresti immaginato tutto questo? No, 4 anni fa pensare questo sarebbe stato veramente, diciamo, sarebbe stato qualcosa di forse Un pochettino di serietà. Allora, questo uomo qui ci ha fatto credere che tutto questo fosse possibile, devo dire, perché ci ha dato una mentalità vincente incredibile, vuole sempre vincere pure a calcio tennis. Si può anche perdere, si può perdere, no? Non si per può esempio, fare. quindi Ed ed è stato bello ottenere questa promozione al nostro primo anno di C2, il nostro primo anno di un campionato regionale. Ecco, arriva l'altro, prego. Sì. L'ignoranza. Non era facile il primo anno e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. al mister l'ho già chiesto, adesso passo al presidente di sportivo, cosa promettete alla squadra? Perché adesso credo... Grigliate, porchette... Sì! Davanti a tutti! Il giro! Mamma mia! No, ragazzi, non siamo l'Atletic noi, ragazzi! L'ho preso il presidente, numero 1! Mamma mia! No. Un presidente! Vi salutiamo! Ciao!